Nella città metropolitana di Venezia continuano i controlli dei carabinieri su disposizione del prefetto per verificare il rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio da Covid-19. In particolare, i controlli a Portogruaro, Martellago, Mirano, Marghera e Spinea hanno portato a diverse denunce ad altrettante persone fermate lontane da casa senza un valido motivo. A Spinea, in particolare, è stato anche denunciato un ambulante 56enne italiano trovato a vendere generi non di prima necessità. Ora rischia anche la revoca della licenza. Ad Annone Veneto, invece, è stata denunciata una persona sottoposta a isolamento domiciliare in via cautelare. Nonostante il divieto di uscire di casa, è stata sorpresa mentre entrava in una tabaccheria. A Fiesso d'Artico, una 26enne è stata trovata in possesso di circa 9 grammi di eroina. Fermata al volante della propria auto, aveva falsamente dichiarato di andare a lavorare al supermercato. Dopo la denuncia per lo stupefacente sono arrivate quindi anche quelle per violazione degli obblighi imposti dal decreto anticoronavirus e per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Al di là del coronavirus, durante i controlli a Mestre è stato denunciato anche uno straniero non in regola con la normativa sull'immigrazione, in possesso di marijuana e di un coltello, che stava danneggiando delle automobili in sosta in via Piave.